il nostro primo incontro di questa serie sull'umanità tra radici e futuro. È un incontro che questo pomeriggio ha il privilegio di ospitare una delle voci più autorevoli nel panorama filosofico nazionale e internazionale, il professor Salvatore Nattori. È un onore per la nostra facoltà poterlo ascoltare stasera, però prima di entrare nel vivo del nostro pomeriggio e di questa conferenza, conversazione, scambio, ci introduciamo anche formalmente con un saluto da parte del preside della facoltà teologica. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute. Michel de Montaigne, filosofo francese del XVI secolo, nei suoi saggi, segnati da uno scetticismo e da un pessimismo rari al tempo del Rinascimento, presenta il suo pensiero sull'inconsistenza e sulla instabilità di tutto, in modo particolare dell'uomo, e dice tra l'altro, cito: «Gli altri formano l'uomo, io lo racconto e ne rappresento un esemplare mal formato. È tale che se dovessi modellarlo di nuovo lo farei molto diverso da quello che è, ma ormai è fatto». La sua non è che una tra le tante possibili manifestazioni della crisi dell'umanum, segnata da una sfiducia irreversibile. Per un verso, abbiamo sentito, dice che l'uomo ormai è fatto e non c'è molto altro da fare. Peraltro, dice che gli altri formano l'uomo. Quindi subiamo continuamente influssi e condizionamenti. Le espressioni di Montaigne che ho appena citato possono essere considerate certamente attuali. Non c'è dubbio che oggi siamo davanti a grandi mutamenti, anche per quel che riguarda la concezione dell'uomo stesso. Oggi si parla di post-umanesimo, di transumanesimo e così via. Lo stesso Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium e nella Laudato Si, parla di antropocentrismo deviato, di antropocentrismo dispotico, di presentazione inadeguata dell'antropologia cristiana e così via. In modo particolare, i mutamenti tecnici e culturali sono talmente sconvolgenti da investire l'uomo, la sua identità, la concezione che egli ha di sé. Non c'è dubbio che l'economia, le neuroscienze, la tecnologia, insomma tutto ciò che possiamo chiamare new media, contribuiscono a formare l'uomo e a trasmetterne una concezione, anche se a volte noi non ce ne rendiamo conto. Abbiamo perciò bisogno di riflettere sull'umanum, su ciò che ci costituisce uomini e donne. Per questo la facoltà teologica ha proposto questo ciclo di conferenze, ritornando all'espressione biblica originaria, facciamo l'uomo, sono le espressioni del primo capitolo del libro della Genesi, l'umanità tra radici e futuro. Il nostro obiettivo, dunque, è ripensare la nostra umanità. Lo facciamo in modo particolare in quest'anno, in cui sarà inaugurato il Giubileo. L'anno del Giubileo, infatti, come tutti noi sappiamo, come descritto dal capitolo 25 del libro del Levitico, è il tempo in cui si ricomincia da capo, si ripristina l'armonia originale, si riequilibrano le relazioni con la terra, quelle economiche, quelle sociali e così via. In una parola,
si riscopre l'autentico vivere, l'autentica umanità. Abbiamo pensato di inaugurare questo ciclo con un incontro che ci introducesse a una riflessione filosofica sull'umanità, fornendoci così un quadro di fondo. E con noi oggi il professor Salvatore Natoli, uno dei filosofi contemporanei italiani più autorevoli, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Siamo sicuri che la lontananza fisica non pregiudicherà il confronto e soprattutto la nostra attenzione al suo intervento. Condurrà l'incontro un altro filosofo, Don Giuseppe Tirocca, che ben conosciamo in quanto vicepreside di questa facoltà. L'uomo del futuro è il futuro dell'uomo. È il titolo che abbiamo dato a questo incontro, un titolo accattivante che ci incuriosisce tutti e tutte, un contenuto che tutti e tutte coinvolge. Come al solito potrete rivedere questo incontro prossimamente nel nostro canale YouTube, al quale vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto. Nel tavolino d'ingresso trovate il programma anche delle altre conferenze che abbiamo organizzato in collaborazione con l'associazione Suor Giuseppina Nicoli, grazie anche al contributo del Comitato Sardegna Grandi Eventi. Trovate anche i fogli per le firme delle presenze, per gli studenti e i docenti e per indicare un vostro indirizzo email se volete essere avvisati nei prossimi appuntamenti culturali organizzati dalla nostra facoltà. Augurandovi una buona partecipazione, cedo senz'altro la parola a Don Giuseppe. Penso che abbiamo ancora tutti negli occhi, nella mente, nel cuore le immagini del disastro che è accaduto nei giorni scorsi a Siviglia. Immagini che potremmo definire apocalittiche, che ci turbano anche per il prezzo di vite umane che questo disastro ambientale ha generato. Sono immagini che dovrebbero metterci degli interrogativi, per esempio, a riguardo della nostra responsabilità su quello che sta avvenendo negli sconvolgimenti degli equilibri ambientali. Quando vediamo queste cose è difficile schierarci dalla parte di coloro che sono scettici a riguardo di una origine antropica legata alle azioni dell'uomo sull'ambiente. Tuttavia sono al di là di quelle posizioni che pongono dei dubbi sulla origine antropogenica della crisi ecologica, sono comunque delle domande legittime quelle che noi ci dobbiamo porre riguardo del fatto che con un vissuto profondamente cambiato dal sapere tecnologico-scientifico, noi abbiamo innescato dei processi nel mondo in cui viviamo, trasformandolo radicalmente e mettendoci anche di fronte la domanda sul futuro. Dove stiamo andando? Che futuro abbiamo di fronte? Questo è il futuro dell'uomo, ma potrebbe anche esserci, invertendo nel titolo, l'attenzione sui due termini che sono al centro del nostro tema questo pomeriggio, da riflettere sull'uomo del futuro, non soltanto sul futuro dell'uomo. Perché venivo prima da Iglesias e prima di partire guardavo il TG Leonardo, non so se avete mai visto questa rubrica del TG dove fanno un aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche e su le questioni ambientali. Quasi ogni giorno c'è sempre una notizia che riguarda le nuove innovazioni legate all'intelligenza artificiale.
Sentire, che ne so, nell'ambito della robotica, affermazioni del tipo: nell'assistenza degli anziani, nella cura degli infermi, il robot è affidabile e può essere benissimo inteso come un assistente, come qualcuno che prende il posto degli umani nella cura delle persone. È chiaro che è qualcosa che ci deve portare a riflettere. Oppure capire se una certa malattia potrebbe essere di un certo tipo piuttosto che di un altro, attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nella diagnostica clinica. Anche questo è qualcosa a cui ci stiamo abituando. L'uomo del futuro è un uomo che avrà sempre più a che fare con un sapere tecnologico scientifico, con un rapporto con le macchine che ha portato sicuramente a alcuni a pensare che ci troviamo dentro una fase evolutiva nuova, dove le macchine sono diventate non soltanto degli strumenti a nostra disposizione, ma dei nostri prolungamenti. Come dice anche nel libro Il posto dell'uomo nel mondo, professor Natoli, in modo provocatorio, tra parentesi: il nostro cellulare è diventato un appendice della nostra mano. Quando ci viene a mancare, sembra quasi che ci viene a mancare un arto, un pezzo di noi stessi. Noi possiamo ragionare sul futuro dell'uomo, ma anche sull'uomo del futuro, cercando di proiettarci dentro un mondo che è sicuramente contrassegnato dall'evoluzione di un progresso che affonda le sue radici sicuramente nella rivoluzione scientifica del XVI-XVII secolo, ma che poi ha avuto tutto quanto una serie di rivoluzioni industriali che si sono succedute, che hanno ulteriormente modificato le nostre abitudini, ma che hanno agito anche in modo massiccio sulla nostra stessa natura. Penso che ci sia, come dire, dentro queste provocazioni che ho messo di fronte, un tema centrale, perché è inutile che noi ci rapportiamo con le innovazioni del sapere tecnologico-scientifico soltanto in termini di preoccupazione. Abbiamo bisogno di pensare, abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo bisogno di stare, no, dentro questi argomenti. E io penso che per riflettere di questi argomenti non possiamo fare semplicemente il secondo me, dobbiamo anche ascoltare i saggi del nostro tempo, persone che si sono dedicate in modo anche molto profondo per tutta una vita professionale, ma anche con la passione dell'uomo che ama l'umanità, che ama questo mondo, per cercare di capire qual è il posto dell'uomo nel mondo, dove ci stiamo dirigendo, qual è il futuro dell'uomo, qual è l'uomo del futuro. Io cederei volentieri, però dopo soltanto aver fatto una breve presentazione di professor Natoli, a lui la parola. Dico soltanto questo per inquadrare il professor Natoli e, come ha già detto il preside Don Mario Farci, una delle voci più autorevoli del panorama filosofico nazionale e internazionale. La sua carriera accademica l'ha visto impegnato nei campi della logica, della filosofia, della politica, della filosofia teoretica e della storia delle idee in alcune delle più importanti università italiane, tra cui l'Università Ca' Foscari di Venezia, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Nell'alveo tracciato da alcuni dei suoi grandi maestri, come Emanuele Severino, Gustavo Bontadini, Italo Mancini, Salvatore Natoli ha sviluppato un approccio alla filosofia centrato sul significato profondo dello stare nel mondo e sul come vivere in armonia con le sfide e le complessità della contemporaneità. Il suo pensiero si distingue per l'esplorazione continua dei legami tra etica, ontologia e le radici esistenziali della condizione umana, indagando costantemente il rapporto tra felicità e virtù, la dimensione del sacro e la rilevanza della corporeità. Le opere di Natoli, divenute ormai classici, affrontano temi cruciali dell'esperienza umana,
della sofferenza alla ricerca di senso, dal potere alle sfide della tecnica. Alcuni dei suoi testi più significativi includono La felicità di questa vita del 2000, L'esperienza del dolore del 2002, La salvezza senza fede del 2007, Il buon uso del mondo del 2010 e Il rischio di fidarsi del 2016. Queste sono soltanto alcune. Le sue più recenti risalgono a 2 anni fa. La prima è Il posto dell'uomo nel mondo, ed è un testo su cui in modo particolare si concentrerà stasera professor Natoli, Perseveranza, laboratorio di speranza, pubblicato quest'anno. Sono opere che continuano ad offrire spunti di riflessione sulla condizione umana, mostrando una filosofia che invita alla consapevolezza, che invita al dialogo e alla comprensione delle molteplici dimensioni dell'esistenza. Ecco, cedo volentieri la parola a professor Natoli, ringraziandolo anticipatamente per quello che ci dirà. Ringrazio per l'invito all'apertura di questo vostro corso. Ringrazio anche per la generosa presentazione, in genere rischiosa perché alza le aspettative e magari non si è all'altezza della presentazione stessa. Comunque ringrazio ed entro nel tema. Partendo proprio dal titolo che è stato dato, Facciamo l'uomo. Ecco, come leggere questo titolo e soprattutto il testo biblico. Non voglio entrare in un dettaglio di natura esegetica, ma parto da lì per capire che cosa quel testo ci dice dell'uomo. Ora, se c'è una differenza evidente tra chi crede e chi non crede, è appunto la creazione, perché la creazione istituisce una differenza originaria tra un creato e un creatore, ove evidentemente il creatore non può risolversi nel creato, il creato è dentro il dominio, la forza creatrice stessa che lo genera. Quindi una dimensione di io-tu che è costitutiva, centrale della dimensione biblica. Ecco, ma data questa differenza, che cosa la Bibbia ci dice, come ci istruisce circa l'uomo, come lo rappresenta? Evidentemente perché la Bibbia è una delle tante rappresentazioni dell'umanità. Ma in questo caso, e in relazione al nostro tema, 2 considerazioni che si rifanno poi al doppio racconto della creazione. In tutti e 2 i racconti il ritmo è centrato sull'uomo. Il momento culmine della creazione in ambedue i racconti è l'uomo, ma con delle differenze. Nel primo racconto, dopo la creazione dei vari momenti, delle varie giornate, attraverso la parola, e Dio entra in una condizione particolare di ponderazione, mentre nelle giornate precedenti è la parola che dice che sia, e quando si arriva all'uomo ci pensa, pondera, e quindi poi crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Molto si è discusso su queste 2 parole, immagine e somiglianza, e non è del tutto chiaro cosa vogliono dire. Però
è chiaro perché sono state messe lì, quale tipo di somiglianza è sottolineata. E infatti la continuazione della formula facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, facciamolo uomo e donna, ecco, il testo dice: e questo uomo e donna, abbia la signoria, riempite la terra, soggiocatela, dominatela sui pesci, sul mare e sul resto. Lasciamo da parte che cosa voglia dire immagine e somiglianza, ma almeno per un aspetto si capisce. Una trasmissione di dominio da Dio all'uomo sulla natura, come suo spazio. Soggiogare e dominare. Quindi l'uomo è un momento finale della creazione, anche se poi nell'esegesi si è molto discusso se l'essere creato per ultimo voglia dire che è il culmine della creazione o è un momento dentro la creazione, tutt'altro che ultimo. Ma qui l'importante è che nel primo racconto facciamo a nostra immagine e quindi soggioghi, domini sul mare, sul mondo intero. In breve, l'uomo in questa rappresentazione si sente padrone e tuttavia con una limitazione. E questa limitazione emerge con chiarezza nel secondo racconto, che si integra al primo, dove si arriva alla creazione, ma più che sottolineare l'aspetto della ponderazione, Dio ci pensa, poi facciamo l'uomo, quasi fosse anche un rischio il farlo, e nel secondo racconto si punta invece l'attenzione sulla operazione, non sulla decisione. Plasmò l'uomo con la polvere e soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Qui c'è la polvere vivificata e quindi c'è una indiretta, implicita, seppur non dichiarata, mortalità. C'è un riferimento alla mortalità. Quindi l'uomo è soffio di Dio, ma è anche polvere. E quindi a fronte del momento dominante c'è il momento fragile dell'uomo. E questo è esplicitamente spiegato subito dopo, perché mentre nel primo racconto c'è scritto soggioga, domina, in questo secondo racconto appare un'altra parola che è custodisci. Ma c'è un'altra cosa importante, che poi apre la nuova scena: di tutto puoi mangiare tranne che dell'albero della vita. Il significato è porre un limite. Ma porre un limite a quella forza disegnata all'inizio, cioè non si illuda l'uomo di essere onnipotente, sia perché è fragile, sia perché è tentato di volerlo essere. E allora deve darsi una misura. Modello che noi troviamo anche nel mondo greco con la figura della hubris, la tracotanza in cui l'uomo si perde. L'elemento mediatore è custodire, amministrare senza farsi padrone. Perché? Perché l'uomo è fragile, è fatto di polvere e se pretende
di voler essere signore di tutto, dominatore assoluto, imbocca la via della sua distruzione. Questa è un'istruzione che, indipendentemente dal fatto che si creda o non si creda in Dio, ci rappresenta il doppio dell'umano, la sua capacità di invenzione, di forza, di potenza, ma anche in forza di questo la dimensione sempre presente, incombente, del delirio di presunzione. Ora, nel mio libro, il titolo è Il posto dell'uomo del mondo. Ecco, se si considera questo doppio, no? Da un lato l'uomo è forza, potenza, capacità di dominio, dall'altro è fragilità, rischio di inganno e di errore. Ecco, se si considera questo, la situazione in cui noi ci troviamo è una situazione di crisi, dove emergono due cose. Per un verso, l'autoillusione del dominio che giunge alla crisi, ma la crisi stessa in cui noi ci troviamo fa riemergere, e in modo sempre più netto, la nostra fragilità, il che vuol dire l'uomo comincia ad apparire come vittima della sua stessa potenza. E quindi viviamo in un tempo che io amo definire fine dell'antropocene. Allora, per capire cosa vuol dire fine dell'antropocene, bisogna comprendere che cos'è l'antropocene. Il termine e il significato di questo termine è abbastanza recente. È apparso in un convegno al Messico dedicato alla biosfera. Ora, anthropos è noto, vuol dire uomo, cene vuol dire età geologica. Quindi l'antropocene sarebbe appunto l'età dell'uomo. Ora, l'età dell'uomo in che senso? Nel senso che nella storia geologica della Terra, intanto l'uomo, quando appare, è un episodio tardivo della storia della Terra, non parliamo dell'universo. È apparso tra 200.000 e 300.000 anni fa ed era ancora ominide. L'Homo sapiens intorno ai 5.000. Ecco, allora, perché e quando possiamo parlare di età dell'uomo? Cominciare da dove? Ecco, questo chimico che ha coniato il termine, premio Nobel per la chimica, Crutzen, dice che l'antropocene è una fase storica in cui l'uomo è in grado di modificare gli equilibri climatici, geologici, biologici, chimici del sistema Terra e lasciare pienamente la sua impronta. Da un certo momento della storia, dello sviluppo dell'Homo sapiens, le impronte del suo agire segnano la storia della Terra, segnano la sua presenza. Quando comincia questo impatto? Questi primi segni? E normalmente gli studiosi indicano 5 momenti in cui l'uomo non è più una parvenza sulla Terra, ma comincia a lasciare il segno, la segna come era sua.
5 momenti. Il primo è l'estinzione dei grandi mammiferi causata dall'espansione e dalla caccia dell'uomo. La cosa significativa è che questa distruzione, estinzione dei grandi mammiferi avviene contemporaneamente in luoghi diversi, quindi evidentemente la dimensione pervasiva dell'attività umana già cominciava ad apparire, questa sincronia, altrimenti non si sarebbero estinti certamente. Quindi il primo grande impatto. Il secondo impatto è quello più noto, più riconosciuto, ed è l'avvento dell'agricoltura e della domesticazione degli animali, il Neolitico, la pietra nuova, dove non solo c'è la dimensione dell'addomesticamento dell'animale, cioè la trasformazione dell'animale in macchina operativa, in strumento di servizio. Dall'altro l'agricoltura è interessante perché interviene sulla flora naturale e inventa cose che non ci sono in natura, per esempio i cereali. C'è qualcosa che la natura non produce ed è l'attività umana che la mette in natura stessa. Quindi un arricchimento, sì, ma un'alterazione. E da qui lo sviluppo potente delle tecniche, cioè a dire la dimensione centrale della manipolazione. La natura comincia a essere sempre di più manipolata a servizio dei bisogni dell'uomo. Bisogni crescenti, perché mano a mano che l'uomo risolve alcuni bisogni ne appaiono altri. E quindi c'è una dimensione crescente. E questa è la differenza fondamentale tra il mondo animale e il mondo umano. Il mondo umano, l'animale si adatta all'ambiente e anche se lo trasforma in una misura limitata. L'uccello fa il nido, l'animale cerca la tana, ma sta lì. E nell'uomo invece non c'è un adattamento alla natura, ma la natura è adattata ai suoi bisogni. E per di più l'uomo ha la capacità di farlo. C'è una speciazione diversa, appunto il sapiens. Un grande filosofo antico, uno dei primi presocratici, Anassagora, diceva che l'uomo è intelligente perché ha le mani. E anche i neurobiologi si sono accorti, no? Che fondamentalmente nell'uomo c'è stata un'evoluzione del cervello direttamente proporzionata al moto della mano. Pollice con l'indice, la prensilità, la capacità di prendere, di alzare il braccio, alzare la fronte, vedere l'orizzonte. L'uomo è l'animale che fugge, che cammina. L'uomo ha orizzonte. L'animale ha spazio suo proprio. L'uomo ha orizzonte, il che vuol dire che tende a oltrepassare ogni spazio. Tende a sconfinare. E infatti il terzo momento in cui appare il segno dell'uomo nel mondo è lo scambio colombiano, cioè la scoperta dell'America, dove c'è una rivoluzione demografica radicale, una rivoluzione economica negli scambi e nei materiali. L'oro che arriva in Europa, l'argento,
ma anche elementi dell'agricoltura. Gli storici del cibo sanno, no? Che molto cibo viene da questi mondi. Il Gran Turco, sono cose che gli storici dell'economia conoscono. Il che vuol dire possibilità di nuove combinazioni, di nuove forme di alimentazione. Non solo questo, ma anche lo scambio di patologie. Si porta dal continente africano la sifilide e noi portiamo malattie a loro. E siccome c'è un pensiero tecnologico, come affrontare malattie crescenti e diverse. Quindi lo scambio colombiano. E coincide poi con l'apertura della modernità. Il nuovo mondo segna l'apertura della modernità. E questo trova una impronta ancora più potente, più estesa, segnata dalla rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale produce una trasformazione radicale in cui si usano le forze della natura per muovere la natura stessa, cioè la macchina a vapore. Estraendo vapore tu tieni in moto la macchina e la macchina messa in moto riproduce vapore. Quindi c'è un automatismo della potenza, questo è importante, in cui la macchina comincia a funzionare con un livello suo di autonomia. Stabile nel tempo e nel tempo crescente per il perfezionamento stesso della macchina. Oggi si parla tanto di energia pulita, no? L'acqua, il vento. E anche allora queste cose le sapevano, l'uso dell'acqua è stato impiegato e l'uso del vento anche. Solo che lì c'era una variabile, la variabile climatica. Il vento non gira sempre e quando non gira si fermano i mulini. L'acqua non è sempre abbondante, alle secche o è troppa. Bisognava stabilizzare la produzione dell'energia come propellente per tutto il sistema del movimento. E lì nasce la grande industria. Il movimento quindi non più occasionale e dipendente, ma crescente. E quindi l'ultima tappa in cui noi non solo ci siamo, ma ne siamo addirittura trascinati e trascinanti, che è la grande accelerazione del secolo XX. Cioè, nel XX secolo noi abbiamo avuto una accelerazione delle macchine, della tecnologia vertiginosa. Quello che nei secoli passati esigeva un tempo di scoperta lunghissimo, noi nel Novecento abbiamo visto un accumularsi fittissimo di scoperte nella fisica, nella biologia, nella chimica, nella medicina, nell'industria, nell'impresa, negli scambi economici, no? Una dimensione vertiginosamente crescente. E bisogna ricordare una espressione del manifesto di Marx che, ragionando sulla società, sul mondo industriale, sul capitalismo, aveva usato questa espressione: tutto ciò che vi era di stabilito e di corrispondente ai vari ordini sociali è svaporato nell'aria. Quindi l'accelerazione comporta anche una grande scomposizione
della società, nei molteplici crescenti specialismi. Diciamo che l'ambizione dell'uomo rinascimentale, no? Dell'uomo totale, e nel corso dello sviluppo di quel modello, l'esito è la differenziazione e la proliferazione. Non tutti, nessuno è diventato Leonardo, ma tutti sono diventati più o meno specialisti di una parte e di una competenza del sistema di trasformazione. Cooperativo sì, ma fortemente differenziato. Ora, qui sarò breve, perché si tratterebbe di tornare indietro, ma in base a quello che ho visto, che ho detto, ci sono praticamente 3 tempi in questa progressiva presa di possesso dell'uomo sulla Terra. C'è un primo tempo caratterizzato dal meccanismo difesa-offesa. Dirò in breve, poi ognuno di voi ci pensa. Il rapporto con la natura, dell'uomo con la natura, non è un rapporto idilliaco. Noi abbiamo molte volte una dimensione estetizzante della natura. Il rapporto dell'uomo con la natura e della natura con se stessa è un rapporto violento. Un antropologo, andando in un grande spazio, vegetazione africana la notte, nella pace, nel silenzio, sotto il cielo stellato, e sentiva i suoni degli animali, gli stridii, e c'era un senso di pace, e questi suoni suonavano, e questi stridii giungevano dolci all'orecchio, il canto dei grilli. Beh, lì c'era una guerra violenta, gli animali che si divoravano, che divoravano le piante. C'era una terribile guerra. La natura è violenta. E se pensiamo alla catena alimentare, la catena alimentare è una catena violenta e tuttavia necessaria. Questo varrebbe anche per i vegani, perché consumare verdura, consumare alberi è consumare vita, perché la prima forma di vita, l'Urpflanze, è la pianta. Tant'è vero che ormai tutti gli botanici sanno che anche la pianta sente, appassisce, la pianta si muove, gira, si mette in rapporto con altre piante, è divorata da altre piante. Un caro amico che amava le rose aveva anche degli alberi di alto fusto e allora si era costruito un rampicante di rose che ha dovuto tagliare perché soffocavano l'albero. Quindi nella natura c'è una violenza e quindi l'uomo, a fronte di questa violenza, ha alzato difese. Ha alzato le difese che noi conosciamo. Difendersi dal fulmine, difendersi dalla pioggia, difendersi dall'animale. Quindi una dinamica di difesa, che poi è qui un problema serissimo, anche per l'uomo, soprattutto per l'uomo di oggi, in un clima terribile di guerra in cui ci troviamo. Qual è il limite tra difesa e offesa? È per esempio un punto di slittamento gravissimo, ma molto spesso praticato, è di difendersi anticipando la mossa dell'offensore, cioè liquidandolo prima. L'eccesso di difesa legittima l'anticipazione dell'attacco.
chi studia etologia, queste cose accadono moltissimo nel mondo animale. Ecco, allora, difesa offesa. Bisognerebbe trovare una misura. L'uomo non sempre l'ha trovata. Ricordate questa parola, misura. Poi c'è un secondo momento. Nel momento in cui l'uomo domina e da questo dominio trae vantaggio e si sviluppa e cresce, perché mai si dovrebbe fermare? E allora si passa da una dimensione espansiva a una dimensione di sviluppo, di conquista. Ecco l'occupazione. Ma occupare gli spazi, trarre dalla natura energie per stare meglio, è un qualcosa che la storia dell'umanità ha sempre praticato. E se aveva un successo, se manipolando la natura stava meglio, è perché mai si sarebbe dovuto fermare. E quindi tutta la storia dell'umanità è una storia di tecniche, con l'aggiunta che l'uomo ha sempre appreso dallo strumento. Ha costruito lo strumento per un fine e quando ce l'ha avuto in mano si è accorto che poteva fare altro. Ha costruito il coltello per tagliare. Poi ha tagliato l'animale e si è accorto che seguendo il muscolo in una direzione tagliava bene. Andando in un'altra direzione lo lacerava. E quindi ha inventato il coltello per tagliare e tagliando ha imparato l'anatomia, cioè come funzionano le fasce muscolari. Quando ha fatto il coltello non lo sapeva. Quando ha avuto in mano il coltello ha appreso dal coltello che non sapeva. Già prima delle intelligenze artificiali questo meccanismo di apprendere dalla macchina è antico. Quindi espansione e sviluppo. E però dalla dimensione dello sviluppo, soprattutto nel corso del secolo scorso e in modo vieppiù accelerato, si è passati alla occupazione degli spazi, alla espropriazione degli spazi dai loro abitanti, specialmente gli animali, ma anche uomini, e quindi un meccanismo di predazione. Ora, fino a una certa fase, i vantaggi che si traevano da questo erano minori dei costi. Cioè l'elemento di occupazione, di espropriazione, dava benefici, cioè i benefici erano maggiori dei danni. Per esempio, l'articolazione delle abitazioni, no? Le abitazioni che diventavano più sicure, più agevoli e soprattutto più diffuse. La casa di proprietà, i grandi quartieri urbani connessi all'industrializzazione. E la gente stava meglio. E allora perché mai bisognava fermarsi? Quindi c'è stata una fase in cui, per quanto si distruggesse, quella distruzione era cosiddetta creativa. Pensate alla nascita e allo sviluppo delle grandi aree urbane periferiche che sono esplose in breve tempo, per esempio con la grande immigrazione del dopoguerra. Torino, Milano si sono moltiplicate, estese. La mobilità del lavoro ha prodotto questo. E queste persone evidentemente avevano bisogno di un alloggio, di un'igiene. Quindi si è segnato un miglioramento. Anche se di questa occupazione
si cominciavano a individuare segni di crisi. E allora c'era proprio una doppia ideologia, il modernismo come benessere e la nostalgia dell'arcaico, del mondo perduto. E da questo punto di vista un personaggio come Pasolini ha registrato questa sensibilità, no? Mondo che sparisce e un altro che si dilata vertiginosamente. Ecco, oggi noi, e qui viene fuori il discorso di fine dell'antropocene, siamo passati in un'altra fase. Cioè, se mentre nella fase dell'espansione i vantaggi erano maggiori dei disagi, l'occupazione aumentava benessere, e oggi noi ci troviamo in una situazione in cui cominciamo ad avere effetti, a percepire effetti negativi di questa espansione. Effetti negativi sul piano energetico, perché per ottenere sempre più energia sfruttiamo sempre più la terra, e quindi non sto qui a indugiare molto sul CO2 e robe simili, no? Che è il motivo fondamentale dell'alterazione climatica, è l'acceleratore fondamentale, il surriscaldamento della terra. E questo è il prodotto, appunto, di una necessaria produzione e sfruttamento di energia per fare andare avanti la macchina mondo. Notate bene, e per soddisfare bisogni crescenti. Vi uso una parola importante che tornerà alla fine: soddisfazione dei desideri. E il movimento del desiderio è in sé e per sé infinitario. E quindi l'uomo, per soddisfare il desiderio, non può che produrre infinitamente. E quindi è nel comportamento umano, nella dinamica del desiderio, che sta anche la radice di questa occupazione e predazione. Ognuno per suo conto non vuole rinunziare ai consumi che ha. E quando si abbassano rispetto allo standard, diventa insofferente e si ribella. Si sente povero. Ma immaginate la mutazione di mentalità. Quando sono apparsi gli elettrodomestici, si è sentito un salto di qualità, perché un modo di lavorare prima, di affrontare la fatica, era liberato. La lavastoviglie, la lavatrice, no? Tutte queste cose. Quando si sono scoperte e sono entrate in produzione, questo si è sentito come una liberazione. Oggi noi riteniamo che gli elettrodomestici siano stati sempre in natura come se fossero alberi. Non immaginiamo minimamente che non ci sono stati. Questo vuol dire che il desiderio incentiva costantemente, e la dimensione desiderante dell'uomo, la brama, non può che produrre costantemente predazione, non solo, ma con il soggettivo diritto, ognuno per conto nostro, che quella non è predazione, ma è diritto. È diritto a stare meglio. Vista nel suo complesso è predazione, ma vista dal punto di vista dei singoli è stare meglio. Ecco perché il problema ecologico non è un problema che riguarda la natura.
La natura non ha bisogno di essere difesa. L'uomo è apparso in un certo momento, sparirà e la natura, come universo, durerà infinitamente. Difendere la natura è un errore di formulazione. Quello che bisogna difendere sono le condizioni per il permanere dell'uomo sulla Terra. Non difendere la natura, ma difendere la continuità della specie, difendere noi stessi. Questo è il problema ecologico. Perché molte volte il rapporto con la natura ha delle componenti sentimentali e nostalgiche, anche legittime, no? Ma diciamo da fine settimana o da vacanza. Anche se oggi, seppure a livello minoritario, molto piccolo, c'è il cosiddetto ritorno alla natura. Ma i ritorni sono pochissimi, perché anche a volerlo non è anche possibile. Ecco, allora noi stiamo pagando questa dimensione di crescita illimitata sotto la spinta del desiderio e del mercato. E qui un punto importante, anzi due punti, uno a livello cognitivo, uno a livello emotivo, che poi si combinano insieme. Il grande sviluppo della tecnica che cosa ha fatto? Ha progressivamente reso artificiale l'ambiente. Ormai il nostro ambiente è artificiale. Perché senza il sistema reticolare noi non vivremmo. Basta un blackout per avere chiara l'idea che senza la rete dei sistemi noi non vivremmo. Quindi siamo tenuti in vita dalla rete dell'artificiale. Anche quando facciamo una gita c'è la rete dell'artificiale. Questo artificiale è entrato nella vita privata e personale con i cellulari. Perché non devi neanche sederti al computer. Hai il mondo in tasca. Ciò che cosa ha fatto? Ha certamente ridotto le distanze in termini di comunicazione e quindi liberato tempi. Ma questi tempi liberati sono stati impiegati liberamente? O si è dalla mattina alla sera al cellulare anche se non ha nessuna cosa importante da dirsi e da farsi? Abbiamo liberato tempo per l'ozio degli antichi, per la coltivazione di sé? Oppure il tempo liberato è di nuovo reimpiegato in termini di schiavitù di noi stessi? Quanto siamo capaci di prendere distanza dal manufatto? E tenete presente che il mantenimento delle reti ha un costo energetico elevatissimo. Non parliamo del costo elevatissimo dal punto di vista dell'energia delle intelligenze artificiali. Quindi molto possono fare. E sul piano della conoscenza, la nostra mente è diventata piccolina. Oggi si parla di mente estesa e di fatto l'intelligenza artificiale altro non è che la massimizzazione della mente estesa, cioè è l'intelligenza collettiva messa tutta lì dentro. Una iperenciclopedia che mette dentro non solo le nostre conoscenze, ma i nostri desideri. Perché basta entrare e chiedere un prodotto.
Tutti sanno che ami quel prodotto e te lo ripropongono infinitamente. Sanno cosa vogliamo, ma lo sanno le macchine. Quindi noi viviamo nell'artificiale. Quanto siamo critici nell'uso dell'artificiale? Ed è questo il punto. Ed è una grande virtù antica, quella della continenza e del distacco. E infatti se ne esce da queste dimensioni attraverso quella che io chiamavo la misura. La continenza, nella sua verità profonda, non vuol dire privazione. La continenza, nella sua verità profonda, è prendere tempo per capire se quella cosa lì mi serve o no. È stata anche privazione. Le patologie dell'ascesi. C'è stata questa dimensione negativa, questa dimensione malata, ma c'era anche una dimensione tattica. Le virtù sono esercizi tattici, sono strategie di riuscita. Ma è chiaro che nella tradizione e nella cultura sono stati invece insegnati come meccanismo di castrazione. È molto bella l'espressione di Nietzsche: non sopporto la parola fermati. Allora un uso tattico. La continenza è: ma mi serve davvero questo? Oppure sono nel suo dominio? Non ne posso fare a meno. Noi siamo in una società drogata, indipendentemente dalle droghe, per questo. Perché non siamo continenti, non siamo capaci di prendere distanza e interrogarci se veramente ciò di cui noi facciamo uso ci fa davvero bene. E questo vale per i prodotti correnti, deve valere anche per le macchine. Ma molte volte noi facciamo un uso passivo delle macchine, non attivo. Perché se io vado su un sito di fisica e non so la fisica, chiudo il sito. Oppure attraverso la macchina posso imparare la fisica. Quindi ho due possibilità: o chiudere il sito o attraverso la macchina istruirmi nella fisica. Quindi la macchina può produrre una crescita critica di competenza. Ma se la macchina è usata al bisogno, come surrogato di ciò che io non so, cresce la mia ignoranza, non il mio sapere. E quindi l'uso critico della macchina vuol dire sapere come funziona la macchina anche per non farmi prendere in giro dalla macchina. Mentre per lo più si fa un ricorso parassitario alla macchina per chiedergli di risolvere un problema e non per capire come funziona. Ecco perché non bisogna avere terrore della macchina, ma apprendere il suo linguaggio per controbatterla, come singoli e come gruppi, cioè per usarla tenendola in dominio. Oggi l'ignoranza è immorale, perché gli effetti devastanti dell'ignoranza, uniti all'esaltazione del desiderio, è una sintesi distruttiva. Quindi, competenza critica,
uso della macchina, sapendo come funziona, non come surrogato, ma come via di scoperta. Quindi uso e non abuso. E nello stesso tempo una dimensione di misura al desiderio. È appunto, per tornare alla Bibbia, il divieto biblico. Il divieto biblico non è un arbitrio, è un promemoria. Guarda che tu non puoi tu. Sei finito, devi darti una misura. In quel contesto a porla è Dio, ma con Dio o senza Dio, ognuno di noi deve porre misura all'eccedente, pena la distruzione. E in questa ultima fase noi stiamo cominciando a pagare i difetti dell'eccedenza, che per una certa fase ci ha fatto crescere, ma da un certo punto in avanti ci ha reso anche involontariamente predatori, perché conniventi con i comportamenti collettivi e quindi non sufficientemente critici nella distinzione tra ciò che ci fa crescere e ciò che invece ci distrae, ci disperde. Quindi un'etica delle virtù è un'etica delle macchine, no? Quindi bisogna trovare una via matura tra una paesaggistica nostalgica, un arcaismo di natura incontaminata e nello stesso tempo il catastrofismo della macchina come fattore di distruzione e non di sviluppo. Mentre se si sa trovare la differenza tra il buon uso e l'abuso, cioè la dimensione della misura, il che vuol dire che non bisogna costantemente assecondare, ma bisogna prendere distanza e valutare. E qui evidentemente è necessario che ci sia una formazione, che ci siano delle centrali educative che facciano questo. Ma qui si apre un altro terreno amplissimo che evidentemente non si può minimamente affrontare in questa sede perché è un altro problema, ma bisogna sviluppare grandi luoghi di formazione che spesse volte o sono estinti e sono spariti, per esempio la dissoluzione dei modelli familiari classici, oppure sono ancora gruppi enclave ristrette. Ma è un problema che bisogna porsi come bene pubblico, Uno dei difetti, dei limiti della nostra società è un deficit di formazione, quindi l'incapacità dell'uso buono delle cose. E allora, se la mettiamo in questi termini, anche la riflessione di questa sera può essere una modalità, un punto, uno dei tanti inizi per formare una coscienza critica che sappia usare ciò che l'uomo scopre a suo vantaggio, per il suo benessere e non per la sua distruzione. Grazie professore delle provocazioni. I contenuti che sono stati esposti magistralmente con questa sintesi li trovate contenuti in modo più esteso, argomentato nel libro di professor Natoli, Il posto dell'uomo nel mondo, edito da Feltrinelli, pubblicato 2 anni fa, nel 2022. È un testo che ci invita a riflettere, così come abbiamo sentito, su questa fase dell'umanità in cui noi ci troviamo, che da alcuni è definita come fine dell'antropocene. Sicuramente è un momento in cui
siamo chiamati a riflettere sulla centralità dell'uomo nella natura, dentro il mondo, così come noi siamo stati sempre in qualche modo abituati a pensarla, per entrare dentro una consapevolezza nuova, un nuovo modo di abitare la terra, un nuovo modo di stare nel mondo. Nell'etica ambientale non si parla di antropocene, ma si parla di critica dell'antropocentrismo, no? L'antropocentrismo che diventa una categoria filosofica per distinguere le posizioni che l'uomo assume nei confronti della natura. L'idea è praticamente la stessa, anche se poi chiaramente quando si parla del rapporto dell'uomo con la natura si concepisce anche una natura che va difesa. Penso per esempio a posizioni come quelle di Hans Jonas nel principio responsabilità, dove si paragona l'umanità ad una levatrice. L'umanità ha il compito di favorire la vita, essendo coscienza del mondo. Le uniche creature che possono assumere una coscienza della terra hanno anche un compito di salvaguardarne l'integrità, ma in un certo senso anche di favorire all'interno della natura stessa la vita. La natura va difesa. Ci sono due posizioni, potremmo dire così, una protezionista e una conservatorista. Nella posizione conservatorista noi conserviamo la natura per l'uomo, però nella posizione protezionista noi proteggiamo la natura dall'uomo. Nel momento in cui abbiamo preso coscienza che possiamo essere degli agenti che alterano in modo irreversibile gli equilibri della natura, allora dobbiamo anche metterci il compito di difenderla da noi, cioè di difenderla da tutte quante le possibili alterazioni radicali che possono produrre poi come un boomerang degli effetti sulla nostra stessa specie e sulla possibilità stessa di prolungare la nostra permanenza nel pianeta. Per cui io la salverei un po' questa idea anche se lei dice che è un'idea che è una contraddizione in termini, no? La natura non va difesa, però che si difende da sé. Forse, non lo so se lei è d'accordo, bisognerà anche che noi come umanità ci sentiamo delle levatrici, come dice Jonas, che ci sentiamo anche portati a difenderla. Penso per esempio alle critiche di questi giorni nella Terra dei Fuochi, e tutto il disastro che è l'inquinamento anche massiccio con materiali altamente inquinanti e radioattivi hanno prodotto nell'ambiente. Abbiamo una responsabilità, la dobbiamo difendere da noi e dalle azioni sconsiderate la natura. Io aprirei un dibattito, ecco, nel tempo che abbiamo a disposizione, una mezz'ora arrivati a questo punto, per delle domande. Alleggerisco un po' il clima, però una cosa ha detto in conclusione il professor Natoli e che condivido in modo molto forte: l'ignoranza è immorale. L'ignoranza è immorale, dovremmo scrivercelo in un bel quadro, mettercelo davanti agli occhi molto spesso. Siamo preoccupati di tante cose, però poi alla fine abbiamo un atteggiamento superficiale, forse anche passivo, lui diceva, nei confronti di molte cose che invadono la nostra quotidianità e che accettiamo in modo acritico, senza neanche metterci il problema se possono oppure no avere un effetto benefico sulla nostra esistenza, senza demonizzare la tecnologia, senza demonizzare le innovazioni tecnologiche. A volte noi, l'uso per esempio di alcuni strumenti che ormai massicciamente fanno parte del nostro quotidiano, li abbiamo accettati come se fossero degli appendici di noi stessi. Vedo gente smarrita quando si trova in posti dove non c'è campo,
e dove si vive un'esperienza senza la possibilità di comunicare, come se noi avessimo sempre avuto questa possibilità continua, no, di contatto con le persone che vivono nello stesso posto, no, dove noi conduciamo la nostra esperienza. Abbiamo accettato delle trasformazioni, ecco, delle nostre abitudini che hanno modificato in modo radicale, ecco, la nostra vita, ma ha anche dato una percezione di noi stessi, no, completamente alterata. Ecco, sì, c'è una domanda? Bene. Buonasera, Luigi Pintori. È un piacere enorme sapere, collegato con noi a Cagliari, il professor Natoli, che io stimo da tanti anni. E le domande che vorrei porle sono le seguenti. Prima di tutto, mi piacerebbe, proprio per il posto dove noi siamo, chiedere al professor Natoli quanto sia importante ancora oggi, come dire, seguire nuovamente la cattedra dei non credenti del Cardinal Maria Martini, e della quale il professor Natoli stesso quanto ha dato per questa cattedra, insieme ad altri filosofi importanti in Italia. L'altro aspetto riguarda il fatto se sia possibile un'etica delle conseguenze, e questo si riallaccia al concetto di responsabilità a cui si è fatto prima cenno, e ci sono almeno due livelli di responsabilità. Una è quella di rendere conto, la responsabilità come imputazione o imputabilità, e non c'è dubbio quella che quando si parla di responsabilità sociale delle imprese si chiama l'accountability. Invece la responsabilità più importante è quella dove io mi prendo il peso delle cose, la responsabilità come respondus, il fatto che io me ne faccio carico e rispondo non di quello che io ho fatto, quanto di quello che io non ho fatto e che avrei potuto fare. Un altro aspetto, ed è il rimando all'approccio alle virtù, mi fa dire che in qualche modo dobbiamo, come dire, non parlare dell'economia, perché in fondo è l'economia che in qualche modo, come dire, la dimensione critica del nostro vivere nel mondo, e quindi il nostro buon uso o cattivo uso del mondo, insomma, è abbastanza, come dire, implicato dall'economia. Allora quale economia? Da questo punto di vista, quando il professor Natoli parlava prima del limite e quindi della difesa e dell'offesa, io ho pensato al dono. Ora, non c'è dubbio che il dono può essere argomentato in tanti modi, ma a me piace quel livello di dono dove il dono effettivamente, come si dice, è un dare senza perdere, e un prendere senza togliere. Quindi al di là delle analisi del dono che fa riferimento all'utilità e al fatto che il dono possa essere comunque utile, c'è qualcosa di più profondo che appunto è questa determinazione del dono. E allora volevo chiedere al professor Natoli che cosa di questo pensa. Grazie. Grazie a voi. Diciamo, la prima, più che una domanda, è una considerazione. Credo che, meno dopo l'esperienza che ho avuto io con Martini, la cattedra dei non credenti è feconda, perché sul senso dell'uomo, sui destini dell'umanità,
si possono condividere, scoprire reciprocamente delle cose. Io stesso al mio inizio, senza essere un esegeta, ho tratto dalla Bibbia un modo in cui l'uomo comprende se stesso e quindi ancor più in un confronto assiduo ci può essere uno scambio di conoscenza e quindi anche improbabili scoperte, questo sì. E certamente l'etica delle conseguenze, un tratto fondamentale dell'azione morale, della scelta. Se la distinzione è bene e male, allora cosa consegue alla mia azione? Ha effetti produttivi o distruttivi? È fecondante o inaridente? Quindi la responsabilità sostanzialmente è legata alle conseguenze. E sono d'accordo, ma mi è capitato molte volte di dirlo e di scriverlo, che l'imputazione è quella semplice, non avere rispettato un accordo, un precetto, quindi deluso un'attesa. Ecco. E in questo senso diciamo che l'imputazione è collegata alla sanzione, non hai fatto quello che mi aspettavo, che è il modo corrente e generalizzato di intenderla. Poi c'è la responsabilità intesa e il respondeo di rispondere alla domanda di un altro, alla domanda di un altro, non rispondere a un contratto con l'altro, a una domanda di un altro. E allora io qui ho collegato sempre, rivedendo il modo abituale di intendere la cosa, questa responsabilità, visto che si tratta di rispondere, con un'altra virtù, dove l'una è l'interfaccia dell'altra, è l'obbedienza. Perché l'obbedienza, ancora una volta, mediamente è intesa come eseguire un ordine. E quindi una dimensione subalterna. Non è una virtù, avrebbe detto Don Milani. Ma se noi prendiamo la parola nella sua etimologia, è stare sotto l'ascolto. Allora, come posso mai io rispondere alla voce dell'altro se non l'ascolto? Se non mi metto in una posizione di obbedienza, se non la prendo sul serio? Potrei illudermi di andargli incontro prendendo una strada completamente diversa perché non ho capito cosa vuole lui. La possibilità di assumersi il carico dell'altro e mettersi sotto la voce dell'altro. Altrimenti è impossibile. Diventa una soddisfazione soggettiva e può essere anche un'allucinazione. Prendersi responsabilità più del dovuto, che è un modo di sbagliare. E quindi lo spirito d'obbedienza è ascoltare la voce dell'altro, sia nel senso di soddisfare un bisogno, sia in un senso più profondo, e questo davvero è più profondo, di scambiare una relazione di intimità, indipendentemente dal bisogno. Il piacere dello stare assieme, è libera dal costo ed è pura libertà. E l'amicizia è il luogo eminente di questo. Ecco perché Aristotele diceva che gli amici non hanno bisogno di leggi. E sul piano dell'economia, che è nell'ambito dell'utile, c'è anche l'economia del dono, ma qui si apre un tema molto delicato, molto difficile soprattutto, perché la caratteristica del dono, tratto del dono, è l'anticipazione del bene, che può essere relativo
a un bisogno non visto. Può essere invece un atteggiamento generale come atteggiamento donativo, cioè l'essere generosi. Essere generosi perché questo produce abbondanza di bene. Alla fine, ma non a caso nella teologia si parla di economia salutis, questa sovrabbondanza di bene è economica, perché tutti poi godiamo di questo bene. Ma appunto nella generosità non c'è un'intenzione di soddisfazione soggettiva o di ricambio. È gratis, ma paradossalmente questo gratis, diventando una ricchezza collettiva, diventa un bene di tutti. Allora la generosità come atteggiamento abitualmente donativo nei rapporti con gli uomini. Altre domande? Sì. Per le domande ci dobbiamo spostare lì nell'Egea. Buonasera, sono Sandro Puzzolo. Abbiamo parlato del rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e le macchine. Ecco, volevo chiedere cosa pensa del futuro dell'uomo come essere sociale con lo sviluppo di queste, diciamo, nuove tecnologie che cambiano il rapporto umano e quindi le relazioni fra gli uomini. Grazie. Intanto ringrazio il professore Al microfono. che ha fatto una carrellata storica eccezionale. Però volevo chiedere al professor Natoli, siamo già al punto di non ritorno, professore? L'egoismo umano, la voglia di avere tutto troppo e presto è compatibile con un non ritorno o no? E soprattutto il benessere e, diciamo, le comodità, i bisogni che la stessa società suscita nell'uomo sono a vantaggio di una piccola fascia umana. Per cui per avere noi i nostri vantaggi, diciamo, l'Occidente sta affossando o distruggendo l'economia di altri paesi. E questa corsa al progresso finisce col pretendere sempre maggiori energie, maggiori poteri, diciamo, della macchina, senza capire ancora fino a che punto la macchina ci ubbidisce oppure riuscirà, dando che ha milioni di notizie, perché è comoda per il lavoro, serve ad aiutare, però può sfuggirci di mano. Bene, l'uomo è per natura animale sociale. È solo che l'essere in relazione, per un verso, è una condizione inevitabile, perché non siamo sufficienti a noi stessi. Perché non siamo sufficienti a noi stessi. E quindi siamo coimplicati originariamente. E quindi siamo coimplicati, al di là di ogni illusione, nel bene e nel danno. Nel senso che un perseguimento generalizzato dell'egoismo ha come risultante la guerra. Cioè a dire una esasperazione del conflitto dove cessa ogni creatività e quindi una
dimensione autodistruttiva. E quindi quello che bisogna capire, e qui c'è una strategia di lungo periodo, non bisogna mai limitarsi al bene relativo. Bisogna tenere in conto, si parlava appunto di responsabilità, come quel bene che io ho guadagnato si iscrive in una fruibilità generale. Molte volte, per lo più nei comportamenti umani, perché l'egoismo è questo punto di vista riduttivo di mettere al centro la propria soddisfazione. Alla fine noi ci troviamo di fatto in un mondo di delusioni. Per esempio, una delle piaghe della nostra società sono le solitudini. Noi siamo una società divisa, siamo una società massiva, ma divisa. E perché questo? Perché sostanzialmente noi vediamo nell'altro o un termine di utilità o un competitor. Ma nei momenti in cui noi abbiamo la necessità di una relazione di aiuto o un riconoscimento, cadiamo nelle solitudini. Tratti tipici delle nostre società sono le solitudini e gli abbandoni. E quindi quel clima di scontentezza collettiva che è generato propriamente dal fatto del perseguimento di una soddisfazione individuale. Siamo in una crisi di comunità. Siamo in una società divisa. Tutte le cose che succedono perché siamo in una società divisa, in una società di appropriazione, anche di banalità, ma di appropriazione. E qui questo mi serve per introdurre la seconda domanda che si lega. È una situazione di non ritorno? E io ho l'atteggiamento di quello che chiamo l'ottimismo tragico. Perché l'ottimismo non tragico in genere è stupidità. L'ottimismo tragico è quello che vede il ritorno laddove altri non lo vedono. E nella nostra società c'è troppo dolore che non dia un segnale che dobbiamo cambiare strada. È un dolore anche diffuso. C'è troppo dolore. Un dolore che fino a un certo punto possiamo allontanare, far finta che non ci sia. Ma poi irrompe e ci coinvolge. Porto un esempio per capirci, un esempio di grande attualità. Se noi inaridiamo la terra, creiamo una massa enorme di migranti che per campare viene dove c'è spazio di vivibilità. Se noi distruggiamo fauna e ambiente, e questo ci torna addosso. E ci torna addosso anche con rabbia. Quindi c'è dolore e violenza nella nostra società. Una violenza perfino superficiale e arbitraria, perché l'autoriferimento è talmente cieco che uccide per niente. Sono segnali che, se presi nel loro complesso, sono indicatori di ritorno. E quindi, da questo punto di vista, per esempio l'azione del papato, questo stare in mezzo, questo sentire l'odore e la puzza del gregge, e lì ti accorgi che le vie di uscita sono possibili. E anche stabilire il grado di benessere. Perché la dimensione della miseria può essere una misura
di ciò che è veramente necessario o no. Secondo l'esercizio che facevano gli epicurei, quali ritenevano che il piacere fosse fonte di dolore, che ogni giorno diminuivano la quantità di ciò che dà piacere, fino ad arrivare al punto di non poterla diminuire più e cogliere così la differenza tra il necessario e il superfluo, non per penitenza, ma per competenza del proprio desiderio. C'è spazio ancora per una domanda? Clara, vieni. Sì, più che altro vorrei fare una considerazione a voce alta insieme a voi. Ad un certo punto prima ha parlato della continenza come un prendersi del tempo e ancora darsi quella distanza, misura. Ecco, in questo potremmo osare parlare di castità come però, cioè proprio come quel vivere pienamente la forza di te e puntare proprio su quella formazione critica. Questo concetto della continenza parla anche di appiattirsi al presente o aderire al presente, che ho trovato un concetto molto interessante. Se lo vuole presentare, sviluppare, potrebbe essere un ulteriore approfondimento. Sì, intanto parto da questa considerazione e poi tornerò all'intervento. È una differenza importantissima perché ha a che fare con la continenza, in termini generali. Noi oggi ci troviamo, faccio un accenno, un discorso generale, in una mutazione dell'esperienza del tempo, in relazione a quella accelerazione tipica della modernità e della tarda modernità. L'accelerazione che cosa produce? Produce un veloce allontanamento del passato e un movimento veloce verso il futuro. Quindi noi ci troviamo dinanzi a una dimensione di facile oblio, ma facile davvero. Cioè, dimentichiamo le cose che si sentono e che si dicono il giorno prima. Questo vale nei rapporti personali, ma per esempio nelle promesse politiche. Si dimentica facilmente e quindi non si cerca neanche l'adempimento. Non si controlla il livello di fedeltà di quanto ci è stato detto e promesso. L'oblio del passato vuol dire anche la caduta e l'indebolimento della promessa. Quindi c'entra anche di mezzo la lealtà, dimenticare gli obblighi. Quindi l'oblio del passato e il presente, ecco, così come l'ho descritto voi, che non si presenta più nella forma precisa di una meta da raggiungere, ma essendo la società complessa ed essendosi moltiplicate le possibilità, si presenta come indeterminazione e problema. Quando si parlava, si pensa ai grandi ideali del Novecento, anche terribili e nefasti, ma c'era una meta da raggiungere, un sol dell'avvenire. Ha portato anche guai questo, no? Ma c'era una meta, una direzione verso cui si muoveva il mondo. Oggi l'ampiezza della complessità, l'aumento delle possibilità, presenta il futuro come problematico, come enigmatico. A fronte della problematicità del futuro, qual è l'unico modo per porsi al riparo? Appiattirsi sul presente. Cioè dire non guardare più al futuro, ma appiattirsi col presente perché del futuro o si ha paura
Oppure la comodità dell'appiattimento non fa sorgere neanche il problema. Ma appiattirsi sul presente cosa vuol dire? Essere trascinati dal flusso costante delle cose. Essere sempre in balia di un movimento che ci trascina. Aderire al presente vuol dire mettersi in pausa e guardare al futuro, guardare all'apertura delle possibilità, di questa gamma di possibilità, in rapporto alla mia forza, in rapporto alla forza della società in cui vivo. Quali sono le chance possibili? Quali obiettivi posso calcolare tra i così tanti? Che è il concetto vero di virtualità. La virtualità è scavare nel possibile. Quale di queste cose può essere in mio potere? E quindi si torna di nuovo al discorso della conoscenza e dell'ignoranza. La sospensione è sospensione critica, non è un mettersi in pausa, ma un mettersi a lavorare sul problema. Questo è futuro. Diminuire le incognite vuol dire calcolare le possibilità possibili. Per tornare poi invece alla castità, bisogna vedere che cosa come la si prende questa idea. Perché la castità, nella sua forma classica, è una scelta di vita. E allora qui si apre un problema, a me è capitato di discuterne, è una scelta di vita apparentemente contro natura. Apparentemente. Ma se per castità si intende un atteggiamento spirituale che nel guardare al mondo vuole mantenere una sorta di innocenza, di trasparenza, di non lasciarsi invadere dai fantasmi, ma pulirsi, in modo da poter guadagnare uno sguardo quantomeno limpido, e quindi liberarsi dalla concessione, dall'immediatezza, dal dire facili sì. Ecco, l'atteggiamento spirituale cercando di mantenere una certa innocenza ai fini della trasparenza, cioè non lasciarsi invadere per poter meglio discernere. Allora, se si intende la castità come la coltivazione di questo tipo di sguardo, un po' come pulirsi le lenti, allora è una virtù che serve a tutti. Se invece si intende la castità nella forma classica, cioè come rinuncia alla vita e all'esperienza sessuale, allora in questo caso è una scelta apparentemente innaturale. Ma non rispondo per togliere l'apparente, perché altrimenti introdurrei un altro discorso. Sono le 18:55, siamo nei tempi che ci siamo dati, ecco, di queste conversazioni, di queste conferenze. Ringrazio il professor Natoli per il suo intervento chiaro, che, come dicevamo all'inizio, nonostante la distanza, non ha fatto pesare il fatto che non fosse presente qui in mezzo a noi. Anche la sua incisività, la passione con cui l'ha trasmesso hanno aiutato in questo senso. Grazie per le provocazioni che ci ha dato, per le risposte che ha dato alle domande che sono emerse. Approfitto di questa conclusione per dare un arrivederci, ecco, a chi vuole continuare questo percorso dentro questo tema del futuro, dell'umanità tra radice e futuro, meglio, rimandando al prossimo appuntamento che sarà il 29 di novembre. 29 di novembre, stesso orario. Non ci sarà soltanto una voce, ma il tema verrà come inserito dentro un prisma e diffratto in quattro diverse prospettive, 4 voci che servono per approfondire secondo
prospettive diverse il tema. Interverranno il preside della facoltà, Don Mario Farci, ci sarà il professor Accardo, professor Matteo Vinti, professor Daniele Vinci, ognuno con una prospettiva diversa per approfondire ulteriormente questo tema. Ringrazio tutti. Non ti sento? Sì, ecco, scusate, ma siccome i cicli delle conferenze sono diversi e quindi è giusto che diamo notizia di tutti, perché c'è anche un altro ciclo di conferenze che riguarda il Giubileo e il prossimo appuntamento, meglio il primo appuntamento di quel ciclo è il 22 di novembre. 22 di novembre sarà tenuto dal Vescovo di Alghero Bosa, che molti conoscono, Mauro Maria Morfino, ed è una introduzione biblica al tema del Giubileo. Un grazie a tutti, buona serata.